Venerdì 25 ottobre, Santi Crisante ed Aria. È il 298° giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 67 al termine. Il sole sorge alle 7:39 e tramonta alle 18:09. La luna si leva alle 3:53 e tramonta alle 17:13. Muore a Mezzaterra, nel Bellunese, lo scultore e intagliatore in legno Andrea Brustolon. Educato a Venezia nella bottega del genovese Filippo Parodi, passò più tardi a Roma dove si perfezionò studiando le opere del Bernini e del Borromini. Dotato di rara abilità tecnica, non disgiunta da un fantasioso senso artistico, eseguì sculture e mobili storiati in ebano e in bosso per dimore patrizie e conventi. Le previsioni per domani. Condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle prealpino. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento, con valori molto miti per il periodo. Già Napoleone definì Piazza San Marco il più bel salotto di ricevimento d'Europa, visto che in passato la maggior parte dei visitatori entrò a Venezia dalla parte della piazza a 2 passi dall'approdo delle navi. L'ambiente di questa sontuosa piazza è indescrivibilmente stupendo. Al suo centro, circondato da edifici magnifici e pieni di storia come la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale e le Procuratie, si erge imponente il campanile, uno dei simboli della città di Venezia, che assieme all'omonima basilica è il principale monumento di Venezia e uno dei suoi simboli in Italia. La forma attuale della piazza è l'esito di una serie di modifiche ed espansioni che hanno interessato l'area. In origine, la zona attraversata da un canale era destinata alle coltivazioni. Nel 1174 il canale venne interrato e nel 1267 la piazza fu infine pavimentata con mattoni. Da quel momento in poi costituì il centro religioso, politico e sociale di Venezia. Piazza San Marco è delimitata dalle procuratie vecchie e nuove al nord e a sud. Esse furono l'allora sede dei procuratori che si occuparono dell'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche e poi anche dell'intera amministrazione comunale. Le 2 procuratie sono collegate tramite l'ala napoleonica che fu costruita nel 1810 su richiesta di Napoleone. La parte est di Piazza San Marco è delimitata dalla Basilica di San Marco e dal campanile. La chiusura delle procuratie vecchie è costituita dalla Torre dell'Orologio, realizzata nel 1499 da Mauro Coducci. È un'imponente torre che delimita la fine della piazza a nord. La piazzetta San Marco, che si trova tra il Palazzo Ducale e la Biblioteca Nazionale, è il vero e proprio salotto di ricevimento di Venezia. Qui la maggior parte dei visitatori approdò e venne accolta dai veneziani. All'inizio della piazzetta, fronteggianti il bacino San Marco, si trovano 2 enormi colonne in granito, le colonne di San Marco e Sant'Odaro. Oggi Piazza San Marco è sia un salotto di ricevimento che un'attrazione. La maggior parte dei visitatori inizia o finisce qui il proprio soggiorno nella città della Laguna e si gode un caffè in uno dei tanti storici locali.